Gianmarco. Salvone. Allora, io creo tutta la sequenza positronica. Se qualcuno... aspetta un La attimo. sigla è una mina. Dobbiamo un attimo prima creare il gruppo. La sigla è veramente una mina. Allora, crea link. Ok, io devo mangiare caramellina perché voce se ne sta andando sempre più. È Yeah, così che nasce l'amore. yeah. Un po' di rap giapponese. Stavo fossero le caramelle, no, ho finito le caramelle, a posto. Ok, non ho manco capito, ne ho sentito parlare di sto anime, pure io Sì. un bel po', grazie. Solo che non ho capito l'incipit qual è, va bene. Io so capito bene, si tratta di perdere Pisnello. Se ho C'è capito. c'è una palla lì, c'è. Capito. Ok, ragazzo appassionato dell'occulto che finisce tra i demoni e cose varie? Penso di sì. Oh, c'è Però anche il seriamente non so che gattone! c'entra un pisello o un pisello dei testicoli. E infatti lui si No, chiama Creepy Nuts, quindi palle inquietanti. un po' inquietante. Sì, diciamo che lo stile è molto particolare. Quindi poi diventa una bestia strana, non ho capito. Parità dei sessi, si chiama so? Ehi, ehi! Ehi, ehi. Minchia, calcione. No, non si Attenzione, fa. troppa parità dei Questo non sessi. si fa. Però ha attaccato prima lei. Ah, boh, ma la stava molestando. Non lo Scusa, so. No, penso dovessero trombare in realtà. hanno cambiato idea. Calamaro. Calamaro, tonno. Vabbè. I nomi dei pesci non sono in su. Sono un po' arresa. Sì. No. No, questa è cattiveria. Adesso? Come la mettiamo? Fornazzo. Ah no. Eh? Ok, ma perché già lo conosci e hai voluto fare un gesto carino? Ha Ok, fatto, fatto un voleva gesto fare un carino. bel gesto. Poi cammina come uno Yakuza, bello. Sì, sì. No. Progetto Pegasus. Mm. Grande. Ok.
Un po' di pisnello. No. Un po' troppo cattiva però così. No. Però questo non si dice. Hai offeso, hai ferito i suoi sentimenti. Se ne è resa conto pure lei, che ha esagerato. No. Almeno ha degli sprazzi di gentilezza, eh. Ah, vabbè, ok. Oh, medium. Ok. Ok. Ok, andiamo nel Ospedale posto finale. tranquillo. Sì, sì, Dai, benissimo. ottimo. Mister Occulto. Sì. Dai, caccia grande C'era UFO. qualcosa che si stava muovendo Sì. appresso a lei. Sì, sì, sì. Ok. Tunnel proprio da horror, va bene. Ok, tu mo trovi i fantasmi e lei trova gli UFO. Tutti casini. Garantito proprio incontrare fantasmi. Ha sboccato. Cacatoni addosso. Tu mo vedi mezza ombra. Eh? Vabbè, bene, lei è stata onesta. Aspetta, 3, 2, 1. Vabbè, cammini così. Diciamo che mi passi un bicchiere. Certo. Tenchu. Ecco qua.
Mm. Forse l'ha detto per un motivo, poi di farti fare sto rituale, magari. Quello non è normale, No, non è Piedi positivo. insanguinati vicino al muro. Manca mani, piedi. Eh. Già un piede è pieno di sangue, così dovrebbe darti un attimo un segnale che lì c'è qualcosa. Oh, salve. Sì, allora era Signora, come pensavo. signora, Sì, sì, è proprio sì. Non puoi scappare, bro. no. Ma quindi sono fantasmi o alieni? Sono fantasmi depravati da quello che Era sto una vedendo qua. incarnapata. In che senso supera? Turbo non? Come turbo nonna? Porca troia, è veramente turbo nonna! Sì, ma già l'ha superato. Fatto, fine della serie. Finito. No, no. Però ha detto che gli ciuccia il pisello. E tu ti trovi gli alieni. Mamma mia bella. Oh, Ok. l'hanno rapita. Ah, oh, No, i serponiani. Va bene. Con quelle facce direi un attimino. tosta, oh, Sì, sì. Non direi. Oh no, Ok, quindi, no. quindi, ma dove volete andare a parare però? Aspetta. Ah, Che cosa? No, scusa, brutta cosa. scusa, per che parte sarebbe femminile la banana rimane? Clitoride? È vergine con quel coso fa male, Eh, non credo questa cosa. Ehi, ehi. Però se Francesco ha detto che è bello non può essere solo un No, 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 non cornazzo. è solo questo, non è solo questo. Ok, c'hai anche tu abilità, quindi... Mamma di Pompei, però questo Posa, no, non posa, funziona così. no, posa Non quel funziona coso. così. Posa quel coso. Ma chi salva a tutti e due? Non lo so, così. Mister Occulto perché La in realtà ha qualche turbononna. potere? Ok, questo non me l'aspettavo. Nonna? Com'è possibile questa cosa? È vero, la nonna voleva dei peni, Sì, quindi... Ah, ecco, e ma poi è l'ha lui. preso. Ma che cosa sta succedendo? Cosa succede? Le fantasmi si spostano tramite telefono.
Ok, come siete davvero? Ma che cazzo siete? Pokémon. Ma che cazzo stiamo vedendo? Cioè, ma Non però lo è so, bello. mi sto Bello. infreppando. Ladro di banane. Misurazione serpa, un merda. Mamma che botta. Ho capito? Andate nel settore del porno. Cioè, Vabbè, tanto se arrivavano così. Però col senno di poi ci ha visto giusto, Sì. che esistono davvero. Sì. Non era quello il modo per contattarli, Cioè, però. abbiamo alieni e spiriti. Turbo donna. Randelli, banane e E ciucciatine. ciucciatini. Calzato nero. Sì. Quindi ha il potere o l'ambizione, diciamola così, per controllare un demone che lo possiede. Ma come? Ma voi la stavate per penetrare con uno spillo. Spillone, più che altro. Non funziona così. No, non va così. Per questo non fate più certe cose sul vostro pianeta, perché se le fate così, non è che mo gli fai il segno della nonna e tutto si risolve. Magari sì. Ok. Ah, ecco No. cos'era. Ok, ti parte l'energia dal pancino e lo fai uscire fuori. Quindi tu adesso, ecco qua. Ok. Cioè hanno entrambi dei superpoteri, Ok. diciamo, e non lo sapevano, l'hanno scoperto così. Sì. Eh no, a Azione sto calcio punto, potenziato. se ha sbloccato il power up, è la peppa. Qui si è C'è l'astronave fuori Sì. nascosta con la Sì, mimetica. si è digitalizzato. C'hanno la morte nera. Ah no, proprio classico UFO. Sì. Vabbè. Sì. Ma lui come... già- bro, puoi cacciare la nonna. Spelli la nonna. Ok. Turbo nonna. Ma che trippo di disegni che c'ha sto coso. Ma quindi il potere è nel randello alla fine. Va bene, va bene, va bene, va bene. Signore, voi vieni nel tunnel. Intanto vi dovete salvare un attimo da là. Come uscite mo da sto coso volante? Ma che cazzo di guaio? Nessuno lì in Giappone vede l'UFO che si schiatta. Vabbè. Penso che qualcuno noterà tutto questo ad un certo punto, eh.
Ma quindi tu sei senza randello adesso? No. Sì. Lui è gentile. Effettivamente, anche che lo puoi difendere. No? Questo è vero. Dagli giusti i pantaloni almeno. No, però non gli dai. Segno d'affetto. Cioè, cosa, pure io avrei difficoltà, effettivamente. Attenzione. Attenzione, affetto, passione, sentimenti. Ah, ha detto no, potentissimo. Sì, quello come lo si smaltisce, mo? Vabbè. Ah, lui è Takakura, non Takamura. È un Ok. segno del destino, è lui. È lui. L'hai trovato? È proprio... Ma questo è il gatto che fa... Qui siamo contenti. Va bene, Gianmarco. Allora, visto che è la prima, Oh, posso dire, e che devo dire la cazzo? verità, molto E che simpatico. cazzo? Molto simpatico. Mi è Onesto. piaciuto molto. Onesto proprio. Facciamo due, tanto sono 20 Vediamoci pure la minuti. seconda, sì, dai, a questo punto. Anche che mo se ho letto bene esce la seconda stagione a breve. Quindi A posto, siamo settati. dobbiamo stare belli proprio. Giustamente si mette questo pure. È un misto tra paranormale, C'è un demenziale, po' di tutto, c'ha. È bellino però. tocchettino erotico, così giusto per, e poi tante botte. Va bene. Quante puntate sono? Penso 12? 12. No. Che ci sono dei gatti che ballano. Perché no? Le Glo- storie... ok. Poi spizio. Io devo leggere se esiste veramente una persona famosa in Giappone che si chiama Kenta Kakura. Che cazzarola era là Sembra dietro? proprio una lì. È uscito un mostrone dietro Vediamo un po'. grosso. Sì, sì, sì. Ken... Ok, brava Netflix quando metti queste cosine qua. Mo ci vediamo anche la E seconda. infatti sì, È un attore o qualcuno è di un famoso? attore giapponese molto carismatico tra l'altro. È Ok, definito il fammelo Clint vedere. Eastwood giapponese. Questo, vabbè, mo è del Ah, ok, 31, così. ok, ok, Ah, poi è morto pure nel 2014. ok. Potentissimo. Fammi succhiare il randello. Oh, dobbiamo stare un attimo attenti qua perché chiamano solo che No, ricorda, ricorda. Tacchi. No, no, no. Bob. Lei ha Chiamalo capito Bob. il potere del nome di sta persona, quindi ha detto aspetta, aspetta. Ah, oh, caro. Ok, ok.
un soprannome da battaglia. Tu però chiuditi da giacca. Per uno stile grafico, scusami, particolare, sì, molto sì. particolare. Scorreggiato. Ma poi perché c'avevi la faccia nel culo? Scusa, mi hai scoraggiato in faccia, c'avevi la faccia nel culo. Casino. Sì. Come? Effettivamente sembra uno zombie, non lo so. Immagino che è uscito fuori casa alle 6 di mattina e si vede lui camminare così. Non è il massimo, eh. Quindi è un comico demenziale horror, action, adventure, romance, c'è un po' C'ha di un po' di tutto tutto. dentro. C'è un po' di Mi tutto. piace. Però Turbon è forte, voglio vedere pure. Uff, Potentissimo. Anche che deve posare il pisello, eh. Così. bordello. Eh. È che voi non eravate tanto buoni, l'avevamo capito già No, dall'intro. no, non particolarmente. Quindi mo queste sono tutte creature che si vedranno Penso di allora. sì. Quindi obiettivo della stagione 1 recuperare il randello? Penso di sì. Dai che poi alla fine vi mettete insieme. Dai, Questa cosa, tromba, per a Dio. sto punto. Ma questa mo deve stare tutta la giornata finché non si libera. No, Giustamente andate ai piani alti. ha quasi ucciso il mio ex. Molto bene. Boh, lui è posseduto, non può entrare. C'è Può un entrare. portale. C'è un Signora, portale. sta prendendo fuoco il ragazzo. A posto. Si è risolto tutto. Nonna, puoi uscire un attimo fuori per piacere? Un portale, giustamente messo a protezione. Vai, entra un attimo. Vediamo se funziona. E hai solo preso un attimo fuoco. Ma ha cambiato il taglio dei capelli, erano Sono così prima. gonfiati. Ah, ok. Vai, vai. Ok, a posto. Mm. Vabbè. Però non si fa così. Più volte. Anche più di una volta, effettivamente. Fatto. Ma che ragazzo per bene. Devi un attimo. Salve. Ho capito. Vabbè, infatti, mettilo di spalle, scusami. Giri, faccia al muro e via. Cioè, la cosa paradossale è che lui
trasformandosi potrebbe fare il depravato, ma non lo fa e lei deve un attimo trattenerlo. Risolto? Ok. No, per il momento Posseduto da un demone è l'ultimo dei problemi. effettivamente tanto se non c'è Controllo. niente, Non c'è più. Quindi davvero l'obiettivo di trama principale è recuperare il pipulo? ma quindi si è preso solo il pipulo senza le palle? Non so. Spero, ma no. Però. Oh, povero, lo trattano tutti male, povero figlio. Con una persona hai fatto Ma amicizia, e capellone hai e perso ti un hanno cenno. rubato il pisello. Va bene. Mm. Diglielo, sorella. Però ti dona l'outfit giacca col collo alto. Oh. Hai perso il pirulo, però ti sei fatto una vita. Ecco, già qualcosa. Ma perché? Ma ti aveva portato un ramoscello d'ulivo, voleva fare pace. In che senso? Giustamente i demoni entrano. Eh, Mettilo sulla porta. Oh, c'è un problema. Che sta succedendo? oh. Tutto chiuso. Come cacchio è possibile? Che ha fatto? Ma mica è la turbononna, no, è qualcun altro.
stanno letteralmente buttando il sangue, va sì. bene. Questo come si ferma questa situazione? Che facciamo? Turbo nonna. È che se lo attacchi sulla testa del demone. Ah, ok, questa è la prima fight in coppia. Questa è la nebbia di Nabba. Più o meno, più o meno. Sì, sì, potrebbe essere. Salve. Ah, come? O se l'attacco di Hulk alla sì. Va bene. Appassionato? Se questo gli va addosso, lui prende letteralmente fuoco. Ma come te ne esci da questa situazione? Tu c'hai poteri, usali almeno. Pesce grosso. Vabbè. Va bene. Pure tu. Ma perché ci danno Ma tutti gira questa tutto banana? intorno al fallo, in un modo o Al nell'altro, ok? fallen. C'era pesce grosso pure negli altri casi, perché sennò Ok. Ok. quindi in realtà non sono spiriti alieni, ma sono alieni che si comportano da spiriti. Mm. Mm. Ecco qua. No? No, sta finendo energia. Però lo potresti attaccare. Astor. Questo poi è un dettaglio. Che quindi è una trasformazione controllata. Ok, particolare come Sì. abilità. Vediamo se ci riesci più che altro. Questo è il momento giusto per imparare. Trasformazione. Non ce l'ha la banana. Ma fa che lui è un alieno con una banana particolare? Perché tutti gli spiriti alieni del Giappone vogliono la sua banana? Oh là, eccolo qua. A trasformazione. Ok.
È un po' depresso, però ci prova. Finita l'abilità? No. Perso titolo. No, gliel'ha tagliato. Perso Tital. Vabbè, la nonna è veloce. Cazzato nero. No, attento, questa fa male, Ecco. Non ce l'ha sta banana. Ok, finito l'effetto. Va bene. Effettivamente stai facendo una cosa un attimo un po' particolare. Vabbè, per qualcosa. Sì. Se funziona così. Attenzione. Ancora Non con ce sta l'ha! banana, mannaggia la miseria. Sì, un po'. Minchia. Ok, va bene. Quindi adesso ok, c'hai un potere per mano. Va bene. Toccato. Ha funzionato quindi. Funziona con le regole quindi del summon. No, barato. Molto atletico lui, giustamente. O no? Questo non è buono. No, questo rompere le persone di solito. Però adesso full power. Modello nonna. Ok. Io non so. Si imbroglia. No, però stiamo un attimino esagerando. Sembra un po' troppo, Questo Un po' eccessivo, lo zi, no? un po' tanto. Voglio capire la protezione psichica e tutto, però Ah. Però tu sai. Ah, giusto, perché tu così lo metti, voi state fuori lui sta e dentro. tu mo bruci il... Protezione domestica contro il male. Cioè si è Beh, fatta dare tutti i cazzottoni per andare è oltre il rischiato portale. però, che palle quadrate. Ah, bro, tu comunque sei il king, fratello. Tu hai capito tutto dalla vita. E tutto questo è successo nell'arco delle ultime 24 ore. Sì, ok, per fortuna è successo solo nella modalità alienica. Aspetta che Sì, lui adesso è vivo? morto.
Ok. Mamma mia, ragazzi, ecco. Oh, Ma non è colpa sua, è mo la adesso vecchia. riprovano a rientrare e lui si brucia un'altra volta. Aspetta un attimo. Aspetta un momento. È vero, vero. Mo c'ha i capelli un po' come quando si trasforma. Un po' brizzolatini a puntini. No. No, no. No, è un problema. Mo. Eccola. Bro, devi andare in quel cazzo di tunnel. Mo appare la nonna. Aspetta. Mo appare. No. Colpaccio di scena. Oh, comunque che cazzo questo anime, devo dire la verità, intrippa parecchio. Va bene. Va Intrippa proprio bene. bene. Ha passato il test. Sì, sì, Francesco aveva ragione, avevo sentito parlare molto bene comunque No, da ce l'avevo però il nome tra quelli che dovevo seguirmi un attimino diversamente. Ma va bene. no, c'ha un bello stile grafico, è divertente. C'hanno un sacco di design interessanti, pure la trasformazione C'ha sua quella giusta dose controllata. di splatter Brava. e Si mena bene. horror e parte Sì, comica. perché A poi me è sono piaciuto. inquietanti i mostri, devo dire Sì, la verità, sì. sono abbastanza inquietanti questi fantoccioni. I tre alieni dell'inizio mi fanno ancora impressione, molta più impressione, che erano veramente inquietanti con quell'outfit da uomo. Col Quello... sorrisone. No, no, quello no, quello no. Questo voglio sapere lui chi è poi, perché lui è Gattol. Ah. Tanto ci sono dei volti sul terreno, va bene. Va bene, hai passato il tutto a pieni voti. Potentissimo. Che cavolo era quel cosone Quella dietro? era nonna massima potenza. Va bene, guarda, ci hai convinto, Venduto. ci hai proprio convinti al 101%, quindi non ci facciamo proprio nessun tipo di problema. Anzi, avevo detto oggi andiamo a sentimento, vediamo se cosa ci porta la giornata. Un'ottima aggiunta. Allora, mo tocca a lui. Sì, Noi lo mettiamo, lo apriamo, gioco di merda. accendo il pad. Però ieri è stata produttiva. No, mo adesso partiamo con 2, 4, 6 monete in più, se non mi sbaglio. Dobbiamo stare 6 o tipo a 8. 21, così. Dobbiamo Allora, stare tipo a 21 monete. Quindi stanza numero 8 fatta con annesso trofeo. Seppur tra meno male virgolette che ci hanno aiutato i comprensibile. ragazzi ieri, No, perché ma se no andavamo era... al Ma manicomio. più che altro oggi è tutto in inglese, è un azzecco, perché poi ci stanno i giochi di parole, è un casino. Credevo che mettendolo al livello 8 desse qualche indizio o facesse altro, invece potevamo risolverlo in qualunque punto alla fine. Noi ieri abbiamo fatto la numero 8 e poi oggi che altro eravamo riusciti a fare? Siamo entrati nella landlord Sì. e abbiamo preso delle cose. Abbiamo fatto 6 potenziamenti, 6 Stavo monete pensando l'altra e abbiamo moneta, preso i 2 libri, Gianmarco. i due libri. Abbiamo preso i due Sì, libri, non uno, ma due, ben due. con gli sconti. No, col cazzo che... Poi alla fine abbiamo trovato i soldi e non potevamo arrivare alla stanza, però sgancia 21 monete. Va bene, Yeah. Direi una più che ottima partenza. va bene. Questo poi è tutte le mattine. Tutti i giorni, così. Ogni giorno un ragazzo si sveglia e c'ha 21 monete di E paghetta credo che lì il sopra. massimale sia tipo sulle 30, secondo me.
di partenza, quindi secondo me qualche altro gettone oblungo. Allora, tu qua cosa ci offri? Mm. C'è anche la cazzo di tomba sotto. Quello però che dobbiamo fare nello zio, se ti vuoi mettere la tomba in realtà, lo zio, tu sempre tanto, sempre quello stiamo facendo nella No, piscina. lo zi scelterone. Puoi scelterare tutto, dai. Lì dentro pure ci sarà un altro potenziamento dello... Lo zio, volesse capire come cacchio funziona sta cacata di Allora, cassaforte. iniziamo a vedere se troviamo la data. Sì, Allora, iniziamo a fare il primo giro. ma Anche perché Setti l'altra volta ci disse che quando ripassava ci spiegava quella cosa, ha detto sì. dalla primissima stanza. Allora, io direi, c'è un bel corridoio. C'è un calendario da qualche parte, non No, l'abbiamo c'è mai visto. l'orologio solamente, lo zio qua. Ma c'è solo questo. Sto già dalla prima stanza. Tronco che mi salva in... Quante lettere, Francesco? Francesco, ci siamo visti le prime due puntate, gran bella serie. Molto divertente. Dan, 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 dan. Allora, dining già qui... Tutta una workshop, dai. no, workshop. Gigantesche pisellate. Ah, era tronco che mi salva in extremis. Il tronco non si sa chi è. Gigantesche pisellate, bellissimo, Francesco, molto bello. No, ci siamo proprio divertiti. Sì, Francesco, i tre tipi all'inizio, No, sono inquietanti, allora, sono stati veramente inquietanti tutti cioè, e i tre. creepy nuts ti riferisci a quei tre tipi là o è chi ha fatto la colonna sonora? Che a questo punto mi sovviene il dubbio, dato che in genere è scritto in inglese il titolo del gruppo È vero. è in inglese di solito, diciamo, o comunque nelle lettere è la band, perfetto. Però anche per i tre alieni là, Creepy Nuts ci sta. Potentissima intro comunque, Francesco. Allora, non c'è lo No, scheletro, possiamo quindi attivare possiamo tutto. prendere tutto. Allora, fiori, Bella una chiave. chiave, le mele, Bellissimo. tutti questi. Due ceste Bella all'ingresso, corrispondenza. che mo giustamente stanno prendendo più stelle, quindi le costellazioni iniziano a sommarsi. Ah, ok. Marshall è un altro molto. Beh, non lo so, secondo me è divertente più. Io vidi qualche puntata. È tipo Harry Potter, però lui non usa la magia, tira i cazzotti. Tu quindi se C'ha la Harry magia Potter. nei Sì, pugni, cioè. Harry Potter invece fa combattimento con le bacchette con Voldemort, lo prendeva a cazzotti in bocca. Ok, Quello. ok. E l'opening pure è molto, molto figa. L'hanno fatta sempre Se c'è su loro. Netflix o una Marshall piattaforma penso di così, sì. vediamo un attimo, ci recuperiamo Penso pure di sì. quello. È un po' più una cazzata, diciamo. No, Questo, vabbè, diciamo, a quel non è quello il punto problema. gli direi vediamoci One Punch Man per bene. Allora, io ho visto solo la prima stagione di quello. Recuperiamo la seconda. Il mio vecchio personaggio di D&D Hai fatto un Malicipit è l'unica personaggio cosa così pure tu, carina. Francesco. Ok, Ti tolgo da mezzo dai. e via. Così non rompi coglio. FLKL. Francesco, che cos'è Aspetta, aspetta, FLKL? aspetta, 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 aspetta. Fluc, luc, luc, Che luc. cos'è FLKL? Ah, quello che ci dicesti già, Fuliculi. Fuliculi. Poi valuteremo anche quello come prossimo, Francesconi. Allora, a questo punto mettine tante. Antenato di Dandadan, ok, quindi un altro trip. Va Ok. bene, va bene. Allora, ci abbiamo pure la keycard. Gianmarco, Sì, noi iniziamo a vuoi salire quanto così vuoi. pusciamo pure le stanze. Sì, vai coi soldi, vai. Corridoio. Corridoio. Un West Wing. E possiamo mettere. Tu inizi ad essere figlio di Bottana. Figlio proprio del Bottania. Io faccio così. Ok? Tu qua adesso mi chiuderai. Giustamente. Bravo. Giustamente. Mi sembra L'hai la predicato. cosa giusta da fare. Io qui ti apro un corridoio. Ora, se tu sei cattivo, questa me la dai chiusa? Eh? Ok, non sei cattivo. Oh.
Aquarium, anche perché c'è gemma e vabbè, non abbiamo un cefalo. Allora, Fuca. e anche qui guarda, sei un peccato, però questa non fa niente, questa non ci serve assolutamente, no. Allora, vediamo di qua. Chiusa, giustamente. Mamma mia, Sembra, no, che avarizia. cioè non conosce limiti, non si sa regolare, ecco, in No, alcuni momenti. no. Va bene, va bene. Allora, qui niente. Chiave e 10 passi. E te lo metto in tuo culo. Tutto quanto? Tuo culo. Ce l'ha messo lui, Gianmarco, che già abbiamo fatto 3 stanze rosse. Figlio di Bottana. Figli di botta. Allora, crediamo nel cuore delle carte. Dai. Va bene, va bene. A sto punto tu, senza essere chiamati Simo Vinuti o Simo Vinuti, Ari Patruni, i via Ribontrovati. Parlato namecciano? Sì, Ok, sì. sono contento, No, pure sono io. contento. Tu, figli e bottena, mettiamo te. Niente, però non ci dà oggettini extra, niente però. Lascia la miseria. Sì. Forza. Allora, qui niente. Allora, le gemme sono nel box bianco. Gli altri due box dicono la verità. Le gemme non sono in quella blu. Bianco. Bianca. Sbrondel. Era bianco. Metti Billboardona. Poi ci chiudiamo completamente Lo là. so. Però da qua potremmo Vabbè, comunque l'acquario la muoverci chiave avanti ce e l'hai però. indietro, eh. Sì. Vai, billiard. Allora, vediamo prima se c'è qualche oggetto. No, niente. Niente, niente. Qui sopra sono i dadini e non li possiamo prendere. Birretta neanche. Allora, 15. Allora, questo era, Inverti. sì, è 31, perché non è 13, quindi è 31, meno 20, 11. No, No, Gianmarco. allora è 15. Sianto un striscio a tavolino. Aui a tavolino. Chissà un Gianmarco che non piglia un fiasco di vino. Questa, Grazie, grazie Tender. mille, Francesco. Ah no, era giusto così. Era giusto, ok, andate avanti. Ah, ok, pensavo fosse tornato all'inizio. Ah no, lo zio sono un tossico perché c'era l'altro 10 là. Quindi è 31, meno 20, 11, meno 10, 1. Ok, a posto. Oh, mo, Ho detto che uscivano anche gli altri colori, però alla fine è sempre invertito alla fine il risultato. sì. Allora, 20, 10, 34, diviso 3. Faccio un Uragan. Ma non è la macchina l'Uragan. Vabbè, sì, Dopo vediamo in borsa se ce l'ha Gianmarco. Dopo sì, vediamo se c'è lo che c'è. sì. Allora, se faccio, forse devo fare in maniera diversa. Facciamo 20 e 10, 30. 30 diviso 3 e 10.
10 meno 2 e 8, e però poi non funziona. No. Allora, il mostro di Monster Hunter è brutto, ignorante, bastardo, fascista. Penso che gliene fotti tanto del fascismo al mostro di Monster Vabbè. Hunter, però se lo dici tu sei più esperto di me, ti credo. Papa, grazie per il saluto e buonanotte. È passato un Papa, messaggio. grazie mille, buonanotte, non ti preoccupare. No, Sì, quando no. fai il primo attacco alza il Ah, braccio destro. no. Ci ho fatto caso pure io a sta cosa. Ma Non così. ricordavo comunque l'Huracan come mostro, devo essere onesto. Allora, 26 e 10. Facciamo in un altro modo allora. Facciamo. No, se facciamo in un altro modo, facciamo 36 diviso 3, 3 per 10, 30, 3 per 12. 3 per 12, 36. Sì, 3 per 12, 36. 12 al contrario è 21, 21 meno 2, 19. Yeah, Super Sgrondel. allora. Ah, 10 per 20, pure se lo inverto poi viene No, c'è un 2. problemino alla base poi. Facciamo, se no 10. Quindi sarebbe 200 che tutto girato fa 2, però se invece devo invertire là, il 10 al contrario diventa 1, 1 per 20 fa 20. Fa 20. Sì. Hai fatto bene. Grodman. 2 chiavi. E quando... Francesco, ma Enzo non è... Ma poi scusa, quando mai che cosa? Non mi ricordavo una cosa io, poi Enzo non lo sa nemmeno che cos'è un Huracan. Allora, aspetta. Questo, però. Un pezzettino c'è. E già Cioè, questa. nei peggiori punti di Caracas possibile, però. Allora, mo ci devono uscire le altre due, Sì, tra cui ci abbiamo archiviato. sì, Quindi, allora, voglio morire. vediamo qui di metterci qualche altra cosa. Così, Storrum di qua. Ok. Ma da Enzo non mi aspetto nulla, ma tu mi devi dire... Francesco, non Però me lo perché da Enzo ricordo. non ti aspetti nulla? Ma perché mi devi sempre trattare male tu a me? Perché spiegami questa cosa. Io che ti porto così come su un piedistallo. Ma poi Poi io scusami, faccio Francesco. tasto destro, banna per 5 minuti, No, sono io ma il c'è cattivo, sta... hai capito? Ma poi Scusami. scusami, Francesco, io ho giocato solamente da World in poi. L'Huracan, scusami, cioè, c'era anche in quelli, Allora, che non mi ricordo chi è. Lo si metti da Breaker. Perché sei Roberto Vecchioni ma con la R puntata e senza la V. Ok, vabbè, ok, vabbè, ti ha fatto, va bene. No, Francesco, non mi ricordo minimamente chi sia. Sarà una merda probabilmente, non me lo ricordo. Francesco, fai la clip di quello che dico, proprio così poi ce ne ricorderemo. Come sei stato toccato domenica, sarà niente in confronto a cui nel momento in cui ci vedremo la prossima volta. Quello è stato un anticipo. Allora, apriamo il Ma dici garage. quello che diventava tipo una ruota, Francesco? Allora, di qua niente, ce ne dobbiamo tornare indietro a sto punto. Allora, 2 passi recuperati qui. Possiamo tornarcene per di qua. Ah, è vero, Radoban. No, mi veniva forse più il Radoban che l'Huracan, Francesco, ti dico la verità. Io mi Allora, ricordo una di sempre qua. solo mio fratello Ziziyaku. Lo conosci tu lo zio Ziziyaku? Non ho questo piacere. Allora, te lo spiego. Lo Zizi, per gli amici fratello Zizi. Ma non c'è modo di... Non si può collegare Gianmarco, no, mo insieme. adesso deve succedere una cosa. Allora, Mirandolo, nella 34esima strada. C'è una chance, lo zio. o andiamo a prendere, possiamo andare anche sul lato sinistro adesso, che abbiamo altre 3 chiavi.
però a che pro? Per farti Qualche dato, se esce almeno la stanza dei Ah, dati. allora fatti un giro. Comunque lo Zizi, è questa specie di piccolo velociraptor, che è Mm, piccolo, con le eh. orecchie che si aprono e sembrano tipo... come ti posso spiegare? Maronna mia. C'ha un nome specifico. Hai presente che c'è quella lucertola nel deserto che quando si incazza si mette su due piedi, apre il collo? Ah, sì, sì. C'hanno delle cose simili a quella specie di collo così, però a forma di orecchie. E lui bello e buono fa le foto, fa i flash Ah, lo conosco, e sì, ti sì, 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 sì. acceta il figlio di puttana e poi ti ride in faccia e ti tira i calcetti. Quello è lo Zizi. Un fratello. Potentissimo mostro. Allora, 12,50 qui e ci prendiamo un'altra gem. 12,25. 12,25 è vero. Ma dove sono gli altri codici, Gianmarco? Non, io ti vorrei aiutare, ma non lo so. Cioè, noi di questa avevamo trovato il codice e non ce ne siamo mai resi conto. Mm. Allora, Forza. Forza. a noi serve la pump room e la pump room, la boiler room, richiede una gemma. Quindi noi almeno una gemma. Non dobbiamo tenere. Quindi magari, visto che sono sempre quelli a sinistra, dovremmo un attimo forse avere un po' di fortuna almeno nel vederla. Vediamo. Ci servono possibilità. Ah, fanculo, abbiamo la scheda. Sì. Prima di spendere soldi farei così. C'hai l'epoldato e al massimo possiamo fare così e Allora, se ti lo vuoi provare l'archivio, te lo puoi fare, tanto puoi comprarti il set di gemme nello shop. Gemme ce le fa. va bene. Su altre monete. Qui non sappiamo un attimino com'è la situazione. Qui c'è la cassaforte, ma la password non funziona, già l'abbiamo provata. Aspetta, non è che per caso che noi da qui potevamo vedere le email, noi l'abbiamo visto solo una volta, poi non Vai. ci abbiamo fatto più caso. Non alzare il telefono, Gemma. Non lo so, se no esplode. Allora, no, sono sempre queste quattro qua come l'altra volta. Ok. Magari qualche aggiunta col tempo che poteva essere arrivata per qualche motivo. Allora, Puoi tornare comunque indietro, quindi. Gemme qua, lo zio. Boccheria. è il momento della verità. Sì. Non ci resta che piangere. Già, ma sono 2 settimane che stiamo piangendo per sta cosa e non riusciamo a sistemarla in nessun modo. Dacci dei dati. Grazie, gioco. Oppure pure dai. Allora, c'ha Leopoldati. Possiamo fare altro volendo, c'è l'ultima stanza là, però... Vai. Ah, Abbiamo più giorni domani. tu passi, sì. Va bene, principe. Poi aspetta, prima di chiudere la giornata, vogliamo provare a svuotare l'acquario, dato che è là vicino? Mm. Allora, quindi era così. Noi ci andiamo a vedere una. Ah, aspetta, però, devo riempire di nuovo questi qua perché sennò questi sono pieni. Era così. No. Penso devi aprire anche dietro. Allora, aspetta, era reservoir il secondo, quindi va nella pompa Poi con numero l'apertura 2 con lo centrale. switch. Vediamo un attimo se già si attiva. Sì. Ok, e l'acqua sta andando lì dentro. A sto punto, Ok, lo ok. spazio c'è.
switchiamo pure no, beh, basta già con questo a sto Così punto. poi nel caso ce la risvuotiamo. Poi a sto punto Aquarium ed è il terzo. Il terzo lo si cambia dalla pompa 1. No, aspetta, è sopra che dobbiamo buttare l'acqua dentro. Ma forse ci servirà anche l'altro. E mo lo svuotiamo nell'altro un attimino. Precizio, vai a vedere com'è l'acquario mo con l'acqua che è rimasta. Tanto sta là. La Tanto è stanza la là. stanza a fianco, che non è completo. Ok, vai. Allora, a sto punto noi rimettiamo qui, switchiamo. Va bene, ha funzionato lo Sì. stesso. Ok. Perfetto. Facile. Allora, Ecco qua, c'è una freccia, vedi là, lo zio? Guarda là, cassetto, c'è una l'armadio freccia. degli archivi. Qui negli archivi c'è una cassettiera. Qui, stanza da Se c'è un'altra letto. freccia pure qui, Armadio, stanza da letto. No, non allora la aspetta, vedo. noi gli archivi ce li abbiamo. Qui, Ok, la laundry. ok. Però non ci sono frecce o altro. Questo è tipo Se vediamo è pure il un'altra corridoio. freccia in qualche No, modo, come no? oppure è che ogni volta che la carichi ti dà un indizio su dove si trova qualcosa. In questo caso è negli archivi e c'è la freccia. Gli Gli archivi archivi ce da qui, l'avevamo. due sotto. Ok. Dobbiamo L'ultimo in vedere quale basso. di questi si apre. Allora, di qua non ce ne sono, di qua non ce ne sono. Questi qua qui dietro non li possiamo vedere. No, Prova a vedere pure tipo i cassetti, fateli un po' tutti. Che magari è bastardo e non si no. acchiappa qualcosa. Una fila, seconda, terza e quarta. A destra non c'è nient'altro. No, ma Qua, erano allora gli archivi. prova a vedere anche i cassetti alti di questo qua. No. Gianmarco, aspetta, Gianmarcone. Mm. Gli archivi li possiamo usare in combo per farci la cosa della Pamporum. Guarda i tubi. C'è un collegamento sulla porta come c'era sugli altri. Sì. Ok, possiamo dirottare un pochettino l'energia così, volendo. Allora, però mo dobbiamo capire sta cosa qua. Eh, Allora, abbiamo un po' di passi, aspetta un attimo. fai una foto a questo, così. No, però gli archivi può essere, non è detto che stanno solo là, magari stanno pure in degli uffici da qualche No, altra è parte. la stessa scaffalatura che sta lì. È la libreria, ma i cassetti così non li abbiamo visti da qualche altra parte. Questo ce l'ha. O è l'ufficio, nell'ufficio c'era una cassettiera. Ma ricordo. Però cioè su questi. Cioè su proprio questi qua, su. Mm, sopra non possiamo andare. Provo a premere allo stesso, magari è come i pulsanti per aprire il cortile con la statua. No, niente. Allora, l'acquario l'abbiamo svuotato. A questo punto vediamo nella prossima run che cosa succede. Al massimo nell'ufficio. Buona sedia, quello. Poi quello, buona sedia. L'ufficio è di qua. Cioè, a questo non aspettiamo i passi.
Grazie per lo Ma sì, sgabello, molto comodo. Al massimo vediamo sta cosa nell'ufficio, ma sto fatto degli archivi è lo so, buono, è buono. mamma capì. Allora, di qua. No, sono gli archivi. Sono gli archivi in qualche modo. Allora, vabbè, sto fatto, ti ho detto, degli archivi per farci il collegamento. Dobbiamo vedere anche se ci sono altre stanze che non ci abbiamo mai fatto caso. Sì. Vabbè, andiamo. Giornata tranquilla, quello tutto a posto? Allora, magari le stanze meccaniche soprattutto. Mm. Allora, aspetta. Ci abbiamo 20 passettini in più. Sì, Ci abbiamo le 21 monete che ci siamo strasudati. sì. Tutto a posto. Noi abbastanza bene, giornata tranquilla. Siamo riusciti a fare dei passettini avanti. Qui forse abbiamo capito una cosa che ci farà un attimino fare dei bei passi avanti. Dobbiamo sperare solo che ci siano altre stanze e non ci abbiamo mai fatto caso. Allora, Toolshed. Sì. Ottimo Toolshed. Uno. Watering can va Questo bene. non è male, farmare una gemma. Ci farmiamo qualche oggettino, qualcosa. Allora, fuori c'era da fare solo ancora la scacchiera. Hai detto niente. Allora, workshop, Spacchiere si può fare, ma se non c'è scena in stanza. martellons. Allora, la principe è arrivato pure quello. Facci fa bella figura. Facci Va, fa qualche passo avanti significativo. vabbè, per me non si fa pure. Mm, ok, allora, vediamo dall'altro lato un attimino cosa c'è. Senato Parlor. Stiamoci a prendere un po' di risorse. Ok, dobbiamo vedere di sponare la libreria. Ci mandiamo a prendere anche i libri nuovi. A posto, Senatore. a posto. Tanto possiamo camminare liberamente. Quello Col no. cazzo che ti attivo. 1, 2, no. 3, 4 e 5. Suca. C'è pure due ceste all'inizio, lo zio. A questo punto. Tanto Piatto no. ricco micificcolo. Tiene pure un martello. Allora, apriti uno. Buono. Ecco, questo è buono. Buono. Questa è già una cosa buona. Ok. Posso Prendi i proprio, dai. soldini. Prendi i soldini. Tu sei... Tu anche sei buona. Tu sei molto buona. 10 gemme. Questo già va abbastanza Ah, bene. faccio due cazzo. Allora, quello allora mettiti comodo che forse a parte siamo partiti bene. Tutta prima fila completata, gemme, chiavi. Siamo messi benissimo, abbiamo pure 10 passi in Sì. più. Chi ci può fermare a noi? No, Allora, no, cappella, ah, cappella. cappella, butta dentro un Cappella, cappellone, cappella. dai. Andiamo un attimo di qua così da recuperare una stanza. Parlo. Ti mettiamo questo. E visto che stiamo qua e non ci piace buttare monete e passi, Ci può sta. Ci può sta. Ti trust. salve. Allora, tanto posa questo che noi gradiamo. 12. Prendi tre chiavi.
Ne prendiamo anche un'altra. E perché no? Anche un'altra. E i soldi sono stati investiti anche oggi. Allora, principe, adesso direi per sfidarti, prova a fermarci, ma due stanze e Basta poco, sì, sì, è infatti. fatta. Corridoio, strada chiusa, finito gioco. Allora, principe, non ci fare male. C'è solo una che dice la verità. Le gemme sono in altre box che dicono la verità. Una delle altre box dice la verità. Allora. Diciamo, uso il metodo Reagan, tanto abbiamo 9 gemme. Due in più fanno bene, ma se non le prendiamo la nera, ok. Il metodo Reagan funziona? Il metodo Reagan funziona. Porcaccia la miseria. Sono fortissimo. Allora, il mastro di chiavi ce l'abbiamo comunque lì in modo tale che se per caso prendiamo altri soldi o Se serve. quant'altro, però con 7 tu non stai bene, però noi facciamo Polding. Ok, che tipo qui non esce l'indicatore da premere, però tu premi A e si apre. Un Sì, metodo funziona, popolare, garantito, funziona. assolutamente. Con la pala potremmo vedere di prendere qualcosa. Possiamo andare di qua. Sì. Allora, dobbiamo vedere anche il soffitto per eventuali cavi, tubi e Sì, quant'altro. qualcosa. Allora, proviamo a sinistra. Allora c'hai le pigne. Sei un po' uno spreco, però ci apri sia di qua che di là. Va bene. Tanto noi qua possiamo pensare di fare così. Prendiamo 3 monete. To a sfregio. Perché no? A sfregio. Perché no? To. Soddisfatti o soddisfatti? Giusto. E fine qua. Va bene. Ah no, era con quello là super, super più. Va bene. No, sgrondelone, Tutti questi sgrondelone. cosi. Per forza questo qua. Va bene, va bene. Allora, qui cosa c'è? C'è niente di... Ok. Lì era per gli oggetti. A terra qua non c'è niente. Allora, a posto. Va bene, va bene. Andiamo di qua. Mm. Eh. Ok, qui non è andata. Allora, sto tornando un attimo all'inizio che dobbiamo fare assolutamente una cosa. Di qua, ok. Possiamo a questo punto andarcene di là. Allora, workshop.
iniziamo un attimo a metterci in sicurezza. Grande, Franci. Menato bene? Bravo. Almeno così abbiamo un attimino risolto la situazione qui. Qui ci prendiamo 2 punti. Di qua possiamo salire. Tu sei buona. Tu sei buona. A driving room. Poi qui, Fabio, aprite qua. Oh. Na 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 na. Na 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 na. E non ci abbiamo la password neanche di questa. Va bene. Cazzo, erano meglio quelle di prima. Menato bene. Ma ancora in relazione ma se non avere abbastanza per fare le armi. Con calma no, si recupera. Almeno c'è la pala qua. Facciamo questo più questo. Monete buono. Moneta buona. Allora possiamo provare a salire di là dal corridoio. No, dai. No. Cibo ce l'abbiamo. Monete non servirebbero un cazzo. Allora. E la pull, giustamente, non si vede. Gemmina a 3 la prendiamo. Allora, vediamo prima giù. Oh, non esce in nessun modo. Non rimette di nuovo gli archivi. Tacci sua, oppure questo. No, aspetta, tanto possiamo andare dal vestibolo di là. Allora, giriamo un attimo la stanza. Ed esci, piscina, per piacere. Va bene. Adesso dobbiamo andare di qua. Abbiamo pure l'altra stanza vicino, quindi ci possiamo muovere un attimo più liberamente tra le 2 zone che abbiamo sbloccato. Allora, l'unica cosa è vedere di recuperare quante più gemme possibili. C'è la roba, la prendo. Tanto una dentro dovrebbe darcela e abbiamo preso la benedizione del fiore. Forse sì. Ok. Una è qui, va bene. Una la recuperiamo da qua. Buono. 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 Ok. Allora, mi sono dimenticato di nuovo di vedere per quanto riguarda tubi e quant'altro. No, va bene. Ci provo ogni tanto, metti che funziona per qualcuno. Allora, qui il den. Abbiamo altre 2 possibilità. Vediamo il fatto dell'orso. Da cosa avremmo dovuto capire il fatto dell'orso nel Den? No, non c'è neanche un libro o altro. Sei passato tanto tempo nel den. Ma tu non è che ti apri per qualche motivo, visto che c'è. Non è mai interagibile. Mm, allora. Va bene. Ti è andata male stavolta. Su, collo. C'è Cioè, Greta proprio- Alzara. Anzi, dobbiamo per forza andare dal Great Alzara. Non ci sono cazzi, lo sai.
Questo è il modello difettoso. Sì, fosse moneta. Devo, non vorrei, ma devo. Sì. Però la lasciamo un attimo così. Andiamo dal grande al Zara perché a fine si incazza. Va. So che non andrebbe detto per scaramanzia, ma la run viene su. Oh, allora, davanti ormai ci riusciamo. Infatti riusciamo a fare poco. Allora, al Zara, monetina. Prendi monetina. Allora, cosa ci racconti oggi? Eccolo qua. One last time. Ci ho fatto caso pure io a sta cosa. Ok. Ok, quindi andavano completati. Sì. Che cos'è sta roba? Ma fa che sono dei teaser per un nuovo gioco? Questo l'abbiamo fatto, scusami. Quindi c'era sto culto che venerava questa divinità, questo essere, sta cosa dell'infinito. Sì, una cosa del genere. Poi hanno costruito e hanno Il utilizzato molo. tutto questo per fare la villa. Questo abbiamo fatto. Eh sì, là ci siamo arrivati. Ma sta diventando una puntata di Black Mirror. Dai, esci pure Blueprints 2 alla fine che abbiamo sbloccato un easter egg qualcosa. Che cos'è mo qua? Allora, se è una specie di easter egg qualcosa per altri titoli fatti dallo stesso autore su questa, io accetto. Non lo so. Io Non ho accetto. capito un cazzo. Ma proprio un Accetto. cazzo. Accetto proprio senza problemi. Allora, qui non c'è nient'altro. Quello tu ci hai capito qualcosa? C'è uno specchio da qualche parte. Ma dove cazzo sta sto Sta specchio? dietro la porta murata dove sta la Sta dietro la scacchiera. porta Sì, murata. sì. No, perfetto, manco quello da capito un cazzo, tutto a posto. Siamo tutti sulla stessa barca Se allora. no retro. Va benissimo. No, 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 già ce li teniamo. E ci mettiamo pure questo che ci dà comunque sempre 2 gemme. Quindi noi, visto che possiamo muoverci un pochino avanti e indietro, se ne abbiamo meno di 2, possiamo passare di qua e ce le Sì, ce le fulliamo. sfruttare, sì, sì. Diamo pure un'occhiata alla stanza che male non ci fa. A questo punto noi rientriamo dentro e sono di nuovo 2 gemme. Hai dimenticato quanto urlassero i mostri in World? Sì, Francesco, urlano sempre i mostri in World. Ruggiscono ogni cazzo di volta, ogni secondo della loro vita di merda. 6, 7. Ma noi l'8 l'abbiamo visto. Questi poi nel momento in cui questi già sono degli indizi perché alcune lettere sono in Lo so, maiuscolo. ma io non capisco cosa devo Quindi al concludere. massimo l'unica cosa che potrei pensare di fare è che c'è una parola in grassetto per ogni foglio. La prossima volta che arriviamo in una workshop
Lì ci sono le prime tre, non si riuniscono tutte come avevamo ipotizzato all'inizio. Condivisa. Le dobbiamo trovare tutte e troviamo una parola. No, Ok, allora. Are true. E poi c'era l'ottava. Allora, facciamo così e apriamo. esatto, succederà anche quello molto spesso. Reroll. Si potrebbe fare tutta la striscia di là. Altrimenti si scende di qua. Ok, ci possiamo collegare sotto. Ok, andiamo con la classroom. Almeno c'è mela. Tu a forza ti riproponi ogni singola volta, eh? No, ci bruciamo due spazi. Assolutamente no. E già se riusciamo a mettere quella, ci abbiamo altri posti da dove far uscire eventualmente la Ah, pull. cazzo, non sei entrato nella dark room, se no ci prendevamo anche il cibo. Ah, è vero, l'ho solo messo. Vabbè, tanto possiamo vedere un attimino di Io, vabbè, ricongiungerci sti cazzi dall'altro pure. lato. Devo per forza. Allora, facciamo così. Di qua. Ci riprendiamo due gemme. Che se esce la pull e non abbiamo le gemme con sta cosa. Casino. No, faccio test e monitor direttamente proprio per direttissima. La live è finita. Buonanotte. Andate in pace. Scarpette almeno, qualcosa. Niente. Devo mettere Galway a questo punto, così rientriamo dal banner e andiamo su. Allora, Parecchio traffico, sì, sì, un bel po'. stasera stanno driftando di brutto. Si è messo stamattina uno dalle 8:30 col motorino proprio qua sotto. Bello. No, con tanti posti proprio giusto. Ah, Cruz. Oggi ci Allora, affidiamo a caso. La mamma. allora, il karma ci guida di qua. Tu potresti essere la pull perché costi uno. E sei la cucina. Va bene, mi sembra giusto. Meglio del 18° di ieri. Anche questo è vero. Libreria, così. Libreria e ci iniziamo a ordinare almeno il libro nuovo e non abbiamo buttato del tutto sta run. Ok. Facciamo le rune, vale. Professor Williard. Possiamo andarcene di qua al... sì. Anzi, tanto vale provare ormai. Non ci resta più niente. No, e se non mettiamo almeno la pull, mettere questa qui adesso è inutile, non ci può mai uscire. Se non metti la pull non puoi sbloccare la pump. Quindi ci vuole per forza prima quella là. Abbiamo neanche dei redraw. L'unica cosa per provare ad andare fino in fondo è così. Proprio la sintesi della schifezza. Così è game over. Così è proviamoci fino in fondo.
Ma è proprio la versione taroccata stavolta c'è uscito, eh. Di solito lo dà sempre un oggettino qua sopra, manco questo ci ha dato stavolta. Allora, la freccia è sempre qui, Gianmarco. Aspetta, Gianmarcone. C'è una X qui. Questo però l'altra volta non c'era. Questo è sotto il patio fuori che abbiamo. Questo è fuori il patio. Sì. Noi la pala ce l'abbiamo. Sì. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Ma ti apri almeno una con quel coso. Tua mamma e tua sorella il giorno 24. Non spreca passi, oggi si però può andare là. No, ci abbiamo comunque il... Dov'era? A parte che possiamo vedere di andare alla dining room. Pure se torniamo da qua. Invece di scendere subito, possiamo comunque Quante passi andare ti di qua. servono? Allora, tanto noi qua al massimo un altro paio ne possiamo fare. Vedete, quasi al massimo ci può uscire qualcosina. La prossima volta che drafti un piano archiviato, guadagni uno in più sui soldi, Vai. sulla paghetta. A sto punto. Cazzo si usciva prima in laboratorio. No, dai, veramente. Dai, non puoi essere serio. No, dai, non stai scherzando. Puoi solo andare indietro. Niente, a terra qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E qui neanche c'è niente. Allora, dobbiamo andarcene per la dark room. Quindi di qua. Ed è quella lì in fondo. Sì, ok, c'era una X qui sotto. Abbiamo anche la pala. È apparso lì. Apri un cassetto. Apri un cassetto. Cosa? Aspetta Gianmarcone, il Den, aspetta. Apri un cassetto. Fammi rileggere la chiave. Aspetta, faccio rivedere bene. Gianmarco, Passi, aspetta. passi. No, è una serie di indizi. Prendi la chiave da lì e poi vai ad aprire il cassetto, quello lì con la freccia. Prenditi i passi. Fa, piglia i passi. 1, 2, 3. 3 passi. 5. Vuoi rischiare? Sì, sì, No, prendi il Gianma, primo. aspetta. Prima di Sto andare aspettando, là, Francesco, io ero qua. Io aspetto sempre. Cazzo mi dici a fa? Aspetta, poi mica sto giocando io. Ma aspetta, non sto momento. giocando io. Poi Momento, aspetto. fermi, che mo facciamo qualcosa. Ragazzi, state 20 fermi. passi più 10 perché abbiamo l'acquario. Bello. Ok, abbiamo risolto il problema. Magari ci fa andare da qualche altra parte. Gemme ne abbiamo 0, quindi forse una piccola cosa, una postilla, una puntina, qualcosa di simpatico riusciamo a portarcelo. Allora, o c'è un upgrade disc che male non ci fa. Gianmarco, eccolo Più un qua. foglio, però. Cer- certificato di nascita. Questo è un altro codice, forse. E c'è quel simbolo in alto a destra da decifrare. Sì. Ok, allora, Sì, io sto aspettando la qua, ragazzi, non mi muovo. security è dalla dark room sotto nel den e di qua. Allora,
Dacci un upgrade bello. La billiard room. La mia. Allora, come ce lo potenzi? Facile. Aspetta. Allora, conti facili. Se finiamo qui la giornata, iniziamo con la keycard nell'inventario. Questo ci garantisce comunque nella pool la Great Roll, il foyer e il passaggio segreto. Tu qui hai piena scelta, io non dico assolutamente niente. Scegli. No, Basic Addition è da Pussi. È da Pussi Basic Addition. No, Break Room. Iniziamo con la staff keycard se finiamo là. E noi questa comunque la mettiamo sempre. Anzi, noi la possiamo anche... Qui non l'abbiamo messo però. No. Ok. Allora, non penso possiamo fare più niente perché ci ha Che non vuoi togliere inculcato. l'acqua da qualche altra parte. No. No, manco possiamo però in realtà. Aspetta. Pump room No, dov'era? non ce l'abbiamo così. No, l'abbiamo fatta in quella là di prima, no. È rimasto vuoto. Quindi ora possiamo svuotare un'altra cosa. Allora, possiamo finirla. Affanculo un passettino avanti l'abbiamo fatto oggi. Anzi, anche più di uno. Questa è tutta una serie di altre cose. Veramente cacato addosso di brutto. Ragazzi, ho bisogno che qualcuno mi cambi il pannolino. Ecco, prima o poi doveva succedere questa cosa. Allora, controlliamo il soffitto delle stanze. Vabbè. Allora, No, fottiti. Vabbè, Francesco, non lo fare. Che ti devo dire? allora Francesco, ti chiediamo un consiglio, un No, ma aiuto una volta. Ma lo fosse una volta, sì, amici, sono felice di darvi un aiuto. Niente. Pure senza parole, ecco, basta il gesto. La cosa giusta non ha bisogno di parole, diceva Cremonini. hai una mano, puoi fare da solo. E non è quello il problema, ragazzi, che la mano non funziona per quello, quella che vedete nel live, vedete, cioè è E per altri tipi particolare. di utilizzi. No, allora, corridoio. Cremonini purtroppo è morto. Va bene. Se posso aiutare, chiedete. Per ora non serve. Accettiamo l'aiuto, ma non utilizziamo la carta per il momento. La No, dopo mettiamo da facciamo parte. finti. Ma non stanno facendo niente. No, noi mo siamo arrivati. Noi adesso siamo arrivati, buttiamo moneta qua. Noi, ecco, la prossima cosa che facciamo, svuotiamo la piscina, la fontana all'ingresso se c'è Svuotami anche le l'interruttore. palle, già che ci sei. È un attimino che si dice. Eh, Guardiamo ma non tocchiamo. sì, No, certo. è perché noi dobbiamo crearci almeno o un luxury o un bookshop che sappiamo che c'è e poi prendiamo. Allora, momento pala. No, sì, no, vabbè, che credo stesse semplicemente scherzando comunque per Luigi. Cesare Cremonini è vivo, sta bene. Era una No, battuta. è vivo, è vivo. Che Francesco sono tutti morti. Dovremmo morire anche noi per lui, purtroppo. Il problema è che mi sta iniziando a venire il dubbio che ci sono punti dove se premi a caso può succedere qualcosa. Ecco qua, l'ho ucciso io. Francesco, io non credo che tu abbia ucciso Io ho Cesare l'unica Cremonini. canzone con la parola uccidere all'interno e hanno ucciso l'uomo ragno. Ma Ora, tu non sei Max Pezzali, Cremonini non è l'uomo ragno, quindi non penso che tutte queste cose vadano bene insieme. no, Allora, proviamo di qua e iniziamoci a prendere chiave e il beacons. Allora, workshop e ci prendiamo un oggetto, però aspetta, prima di... no, noi dobbiamo soltanto entrare di qua. Allora, martello, buono il martello. messaggio. Allora, iniziamo a fare un altro documento. Gioco che tu sia maledetto.
Allora, facciamo nuovo file Word. Spartiti. Ecco qua. Allora, facciamo numero 8. La parola è messaggio. Quindi prima che erano are true message. Vabbè, poi tanto la rimettiamo la stanza. O comunque ce la possiamo recuperare in live. Tanto abbiamo prestato attenzione, quindi non stiamo barando. Allora, voglio mettere il testo un pochettino più grosso. Ok, ce li iniziamo a salvare pure questi qua. Domanda per Wesker, una canzone che ascolteresti continuamente ad ogni ora di ogni giorno. Già ascolto la colonna sonora di Alan Wake 2, Herald of Darkness, quindi già c'ho quella, già c'è. Dura pure 10 minuti, quindi mi accompagna per un bel po'. No, Francesco, non è che noi non ti crediamo mai, è che è difficile credere che tu abbia ucciso Cesare Cremonini e che lo stia venendo a dire live. Sarebbe un attimo un problema. Anche Non ha perché la molto persona senso. l'ho vista ultimamente, mi sembra sia uscita qualche giorno fa una notizia, una cosa del genere, quindi La notizia della sua morte è uscita. oddio, non penso, è che di solito fanno titoli più grandi quando è la morte, quindi penso e spero di no a sto punto. Non era Ti ho mai a Knock la canzone che ascolti sempre? Non so che canzone sia questa. No, Francesco. No. So manco che canzone è. Allora, preferisco. Allora, ci serve pala. Ancora di più ci serve pala. Ok, oggi sei alzato tu. Va bene. Guarda qua cosa c'è. Guarda qua cosa c'è. Ecco qua. Ci mettiamo l'osservatorio e ci affidiamo alle stelle. Allora, tutte. È il perrito. Più stanze con 4 porte. A me. 5 gemme. Cioè, mi sembra ottimo. Una La chiave. chiave Le mele sono più e buone. la barca. E barchetella. Allora, 50% di sconto se ci caccia la libreria. è una cosa buona. Allora, noi dobbiamo trovare comunque la pala e venire qui. Che tutte queste buche così magari si sblocca una combinazione tra quello più questo. Che a noi comunque mancano ancora altri update disk. E non ci dobbiamo dimenticare di fare la cosa qui delle candele. Allora, aspetta. Vabbè, mettiamo la stanza, metti il password. Prima Ok, di entrare, dimmi. girati a destra, c'è non l'abbiamo scritto, mi sa, Alfiere Cappella, controlla il file, lo vedi, sta là? Sì, sì, sì. Vedi un po', Aspetta. perché mi sa che Cappella non c'era. Alfiere in No, cappella, no. Ok, a posto. Questo qua lo salvo come così e me lo vado un attimo a rinominare. Spartiti. Principe blu dei nostri coglioni. Allora. Ok. Devo rimettere un attimo Meld e la chat. Alfiere Cappella, scusami. lo sì, Ecco qua. Non li abbiamo mai guardati questi qua. lo sì, sono Sono le le statue nella statue, tomba. Ci abbiamo mai pensato, è però c'è vero? qualcuno che ce l'ha abbassato. Sì. Foto. Eh, Foto Giubilo aspetta, però, Gaudio. chi ce l'ha abbassato? Lo sì, io li vedo tutti alzati. Allora, Gemma. No, allora, alzato, 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 alzato. alzato e non può essere, lo Allora, sì. Gemma, questo ce l'ha abbassato, c'ha la mano più in basso, questo qua, Ma non guarda. è possibile, Guarda, è Ugo. abbassato. I Alfiere Cappella. Sì. Sì. Allora, Gemma, nella prossima run noi mettiamo la tomba. Sì. Veniamo qua. Every.
Noi ci facciamo le foto e che magari adesso sono così, ma quando poi cambiano ogni volta. Quindi abbiamo notato sta Vabbè, cosa, bravo Gianmarco. sì, sì. Allora, principe, un'altra botta. Prendiamo chiave, 5 gemme, metodo Regen. Sì, Senza manco vedere gli indizi. blu. No. Va bene. Allora il metodo Regen funziona, leggi gli indizi e poi dà la prima risposta. Sì. Ok. Allora, archivi ci servivi per una cosa, mo adesso sinceramente non ci servi più. Siamo tolti davanti. Allora, più che farlo da qua, io lo rifarei da qui l'altra porta, che ci abbiamo comunque il retro. Top 5 criteri per una visura camerale. Cioè, non so cosa voglia dire, ti dico la verità, No, visura Franci, pure tu camerale. con la visura camerale, basta. Non voglio sentire più documenti legali e quant'altro Che per c'è? nessun motivo al mondo. Non so cosa sia, No, ragazzi. Francesco, basta. Basta, Francesco. Ti prego, almeno tu. Sono un po' brutta e girata. A sto punto la storeroom. Preferisci? Sì, ma potete spiegare cos'è una visura camerale? Un documento che ti serve a livello di azienda e quant'altro per presentare un po' la tua carta d'identità, mettiamola così, sotto un certo punto di vista di alcuni dati che servono. Perché? Ecco. Non lo so perché lui Ma non conosce ti queste frega niente, parole e Franci. gli serve soprattutto. Allora, tu ci vai proprio bene. Ti chiudi però, lo zio, con questa. No, stavo pensando se l'abbiamo già messa. Sì, l'abbiamo messa una In realtà volta sì. tramite il passaggio segreto. Ok, ok. E bella pala. Na, 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 na. Tunnel. Vai, sì, vai col liscio, vai così. Come sarà qua lo puoi giocare, lo zio? Se ci dà la pala è godlike, eh. Ci Cacciapala, abbiamo dai. pure apri le porte gratis se scarichi. Pippo Baudo e Capellone. Compra Aspetta. pala, Allora, compro pala. compra Compro sale, metallo, metal compra tutto. Un giorno detector. tu compra tutto. Ci stavo pensando. Proprio non c'hai fatto proprio un cazzo. Allora, principe, a noi. È una chiave. Perfetto. E ti abbiamo risolto anche la dark room senza... Noi però stiamo ai tuoi scherzi e ti faccio mettere... Anche perché qui di solito a volte c'è un oggetto. Allora, a sto punto, qua abbiamo preso. Va benissimo. Va benissimo. Va bene. Giamma, il principe è troppo gentile. Qui c'è l'inculatura, Ecco, Giamma. No, 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 Giamma, troppe cose buone tutte insieme. sì, possiamo riandare al kernel se vuoi, così e scavare tutto. Ci hanno chiamato. Sì. Dove sta? Che ne sta da Uh, tutt'altra parte. tutto in fondo. Abbiamo 64 punti passi e ci sono altre stanze. Francesco, però scusami, in Monete. tutto ciò ci puoi dire i tuoi 5 criteri per una visura camerale a questo punto? No, Giamma, qui c'è qualcosa che non va con questo SID. Se raddoppi una lettera diventa pala. Sì, quello. O palà. Oppure pala. O No, palla. Gianmarco, 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 Ma aspetta, c'è penso sia qualcosa. forse anche l'effetto del kernel, secondo me, così. C'era oggettistica, non lo potevamo sapere, giustamente. Ok. Buffone. Ucci, ucci. Fuffolo. No. Beh, però... No, è di nuovo l'oggetto mistico, così.
Magari aspetta, sta prendendo le cose nella Great Hall, quella con 7 porte. Ok. Faccia, palle, quanto odi la conduzione di Fazio, colore della pelle, stipendio. Ok, Francesco. Va bene. Va bene. E qui troviamo niente. Pebbles. Qui troviamo Ricordi. monete, buono. Qui troviamo Stigenkatzen. Allora, laboratorio, se ci scula se peschi spazzatura e quant'altro, ci possiamo alzare un bel po' lo stipendiuccio Se ci che ci esce la arriva, combo, se però. ci esce la combo. Però già il fatto che abbiamo comunque comprato la pala già è buono. Allora, a sto punto noi ce ne possiamo andare per di qua. Qui ce n'era un altro. Quindi a sto punto, visto che ce ne escono un bel po', magari non ci serviranno neanche tutte le chiavi. Qui siamo stati grodolati. Qui non è uscito. Guarda, sai che ti dico? Tu dovresti essere esatto. Ma senza leva. Ok, quindi ci può essere anche questo fattore qua. Sì, perché ce n'è una per lato buona. Vediamo, tieni oggi perché non può mai sapere. Se potremmo continuare a poco, massimo ce le avremo Stanno dopo. però che non ci suona per la seconda, davvero per la leva. Va Allora bene. forse non ci Ci sta. sarà comunque dietro una di queste qua, però Sì. tu quando c'è ti aiuta a trovare la leva. In casi come questo ti va un Grottolo. attimino male, sì. Ma tu non stai bene con la testa. Gioco, dai, però. Guarda, guarda. Io ti metto questa. Ti guardo un pochettino in giro. E ci sono... C'è un dado. Abbiamo 6 chiavi. Okay. Suca. Così. Close. The Great Alzara. Come le dritte al Zara? Ma lui ma adesso non si farà vedere più o No, mettiamo la secondo me mo monetina non e c'ha la parte più. ciuccia. No, mo non parte più. Va bene. O te le ripete da capo, magari pure può essere. Mm, un'altra chiave, buono. C'è anche un oggetto. Chiavetta. Boh. Ma mo sto porte in Allora, teoria mo sono tutte gratis, sì. E da Ziden. gemme, Buonanotte venite. quello. Quello, buonanotte e buon riposo. Candele che si accendono. A domani, bello. Andiamo a vedere. Allora, ma adesso com'è la situazione? No, è solo un indizio, Ok, ok. quindi questo l'abbiamo finito allora, lo zio. Però aspetta, a sto punto, allora, non è che c'è qualcosa anche negli altri? O è soltanto davvero Forza questo? Crystal Palace. Sì, invece forza, sempre forza Crystal Palace. No, Allora, un po'. intanto qua va bene. No, dati i suoi cani. Suoi cani. No, ok, dai, era soltanto la cosa lì e l'abbiamo risolta sta stanza. Oggi ma c'è fuori che avevamo messo, lo zio. La root cellar. Ah, ok, allora è Se noi mo quello. riusciamo a sbloccare qua, comunque possiamo andare a scavare perché lì dentro non l'abbiamo mai Sì. fatto. Magari c'è qualcosina Si extra. può tornare, può pure tornare No, facilmente. no, aspetta, invece di fare tutto il giro indietro, se per caso qui mo ci esce la stanza Ok, buona, buono. Molto ottima, buono. ottima. Ne uscì solo una. Mi sono perso qualcosa. No, per lui non c'entra niente. È così. Perché sì. Allora, patio e mi colleghi a giù, Vai. mi colleghi nelle parti basse e io metto qui. Questo ormai, ok, Questo l'abbiamo resta qua, risolto, sì. quindi è fisso. E là. Ok. Vabbè, se ci esce Se magari. ci esce il volto va benissimo. Ok.
Se ci pensi è la prima volta che ci viene la combo con la stanza fuori e nello scavare. Sì, ci è uscita bene. Allora, a sto punto, noi ce ne torniamo di qua. Ci basta fare per di qua. Suca. Sopra. Di là non possiamo poi andare, dobbiamo risalire sempre zone alte. Ok, ma siamo messi a modo? Siamo messi a modo. Sì. Dobbiamo sperare che ci esce la tomba a sto punto. So se ce la facciamo oggi e che sta run la vedo abbastanza filata, però abbiamo un ottimo indizio per le prossime volte. Allora, tu niente. Tu monete va bene. Tu va bene. Che scappa. Va benissimo. Dacci un oggetto leggendario. Male. Una roccia. Vabbè. C'è rimasto qualcosa da fare, zio? No, dobbiamo solo risalire. Mo. Dico, da che c'è rimasto di mappa? Da dove Abbiamo zona saliamo? acquario qui Acquario e e il cloister. ok. Cloister addirittura abbiamo due entrate. Dai, io Mi ci conviene entrata. puoi fare anche... Puoi fare, Break scusa, fast. entrata, corridoio, spare, drawing, drift tool, cloister. Quindi di qua. Destra? Ok, vabbè, io me l'ero Sì, tu hai la calcolata casa di di qua. là, Me sì, l'ero no, calcolata infatti, in di qua. realtà. Penso non cambi veramente niente. Allora, aspetta. 8, 6 e 36. Un dado. Allora, mi dimentico sempre di dare un'occhiata al soffitto. Questo no. Qui Questi niente, ma che vari abbiamo inservienti. capito. Manco cornicione, Ernè. Così, per ridere. Vabbè, e ce l'avevo. Sente, non ce lo vedeva per... No, vabbè, ma la gemma doveva vedercela, Non ho solo che era capito più perché. piccola e non entrava nel raggio d'azione. Un gesto scaramantico. Vai. Non è servito a niente, No. però è stato bellissimo. Una volta che tanto che ci abbiamo tutte queste chiavi. Allora, andiamo prima a destra. Morning Stadi, Zani, Farugli, Farugli. rignoppa. Domani inizi con 2 gemme. Questo e facciamo da sopra. Allora, intanto qui c'è altro. Monetine vengono supero. Chiodo di tua sorella. Minchia. Va bene. 2 dadi. Ottimo. Qua volendo ci possiamo giocare un retro così per vedere di far uscire la piscina. Allora, Ok. qua abbiamo 3 ingressi e possiamo sbizzarrirci un pochino. Yeah. Yeah. Entro pure così ti attivo. C'è la keycard, ma va bene, non è un problema in questo momento. Sì, ritaglia Vai, vai. un po' inutile. Megliaro tu no. No, aspetta, Gianmarco, a sto Riproviamo. punto. Vai. Allora, stanza nuova. Stanza nuova. Però è senza uscita poi. No, è uscita a destra, Gianmarco. Quello è un'uscita a destra. Sì, a me mi sembra un'uscita di qua. Sì. Ok, allora vai. Magari proviamo. forse si deve sbloccare, però qui non siamo mai entrati e ci può Vai, essere vai. qualcosa di nuovo.
Allora, scavare. Gianmarco, qua dentro c'è, allora, C'è Enigma. qua dentro ci sono cose. Peccato che non è uscito ancora un laboratorio o qualcosa del genere. Qui c'è una monetina qui sopra. Un'altra chiave, ottimo. Ok. Allora, partiamo da qua. C'è questo. Allora, cara madre. Ok. Ah, fate piccini viaggiatori, ok. Qui vediamo ci vuole la lente di ingrandimento per qualcosa. Beh, si stava trovando comunque bene. Ok. Ok. Lower the SD to Warnas. È una S quella. A me sembra una S. Io non so su una Però S. comunque il messaggio è strano. Ho fatto bene a fare foto. Ok. Non abbassare. Non c'è nient'altro. Allora, Questo resta sempre qua, tanto. Ok. Va bene. magari possono consegnare altri messaggi più volte. Ed esce qualche altra cosina che mi sembra strano, che ti fa vedere che ci sono queste cose qui e poi tutto il resto è vuoto. Mm, ok, altro non lo possiamo esaminare a sto punto. Allora, chiudiamo il cerchio di qua. Ecco. Allora, ci ha dato uno ma non ci ha dato l'altro. Così metti 3 volt. Se mettiamo qualche stanza rossa, visto che ci abbiamo qualche cosa, possiamo vedere di fare qualche combino interessante e finire col botto stasera, eh? Tu già prendi 6 monete, no, 9 monete a botta perché l'acquario conta anche come stanza rossa. Quindi ogni volta che scavi Lozzi ti dà 9 monete, 6 monnezza. Allora, Poi ti manca questa qua. di qua. Gli archivi proprio adesso non mi sembra il caso. Va bene. C'è la libreria però. C'è la libreria, ma preferisco qua avere questo. Magari qua ci esce qualcosa e ci sblocchiamo altre due possibilità. Ci abbiamo anche 5 chiavi. Ci ha poldato. È cambiata. Sì, ogni volta sono diverse poi. Quindi si sono richiusi. Lozzi, allora non vale la pena fa così. No, dentro di solo un numero. Almeno una apriamolo. Apri una. Noi non abbiamo aperte queste qua l'altra Vai, apri volta. questa, allora vai. Apri la numero 1. La numero 1 ci dà questo e la numero 2. Vai, va bene. Va bene. Buono, Va buono. bene. Tra l'altro ottimo. C'è entrato proprio a pennello. Eccola qua. Break room nuova. Andiamo a vedere.
Ah, vabbè, tanto di qua possiamo andarci di là. Ok, ma a sto punto ci abbiamo anche il modo per staccare e chiudere in bellezza. Allora, però mo c'è una bacheca, Eh, aspetta. non è vero, quindi. Questo è vero. Due. Sempre ancora quella cazzo di password del computer. Hanno aggiunto una macchinetta del caffè. Sì, Va bene. bellino. Oh, c'è anche Karate Jukebox. Va bene, dai, ci abbiamo la stanzetta nuova. Allora, Dai, 7. allora, 12. Poi, uh, sì, 19. Sbrodoloni. Poi, Questa è andata benissimo. No, così abbiamo pure il punto effettivamente buono e messo bene. 1, 2, 3. Ah, sì, è vero. Andiamo da qua qualcosa. L'abbiamo già recuperato. Se ci entra qualcosa con i soldi ed esce la luxury e riusciamo a metterla, ci possiamo preparare bene per domani. no, devo fare un altro modo, allora, quindi devo fare. Vabbè, contare il 31. 31, 10, 41, 49, no, 41, al contrario 14. L'accendiamo? Sì, Hai acceso bene. ma Vabbè, vaffanculo. no, aspetta però, Gianmarco, giardino, tante buche. Sì, ma vaffanculo stesso. Tu devi dare ricompense su cose. Allora, vediamo di qua. Vuoi chiave normale e te la diamo. Gianmarcone ci è uscita proprio. Vai, Gianmarcone, aspetta sentiamo però, no, questa cosa. aspetta, Gianmarcone, aspetta, Gianmarcone, Gianmarcone, facciamo diversamente. Noi No, mettiamo questo. questa, noi mettiamo questa. Sì. Ci abbiamo 76 passi e altre possibilità. Noi mo facciamo una cosa, aspetta. A parte che ci abbiamo altre zone di qua, vediamo di farci uscire i dati. Però dobbiamo stringere così. Lo so, lo so. A questo punto, vedi se ti esce là, se no è inutile continuare a quel punto. Tanto dobbiamo chiudere nella zona sopra, quindi che perdiamo la metà dei punti Vabbè. non c'è problema. Allora, possiamo ottimizzare così. Pensa che ridere se non c'avevi gemme dovevi mettere la Pampro. Ok. Dai, esci quella. Non esce. Arriviamo, un momento. Vista Bel e vista cozza. cosa. Là quel limone di merda. Se ci avevamo la showroom erano molti più passi. Tanto dopo dobbiamo passare di qua. Eccola qua. Volevi Gadozzi? Sì, Ok. sì. Allora, vediamo solo di qua che cosa ci usciva. No, fermo. Sono Vabbè. due stanze, se sono Apri chiuse a pure la porta così, chiave, eh? ho vinto il culo. Bravo. Ecco. Solo voglio capire qua che cosa c'è a terra. Perché non sono più. Magari altro dadino così veloce veloce. Aspetta. Sono due oggetti che si carica e si stacca due volte. Vabbè, già Cazzo, vedemmo dai. di qua, Sopra, di qua. sopra ancora. Poi un Vabbè, po' mo c'è destra. solo l'uscita a destra. Allora,
Gianmarco, cioè, buon lavoro, Francesco, scusami. Francesco, buonanotte. Ciao, bello. Pippo Baudo. Sono collegate, così guarda bene i collegamenti Sì, sopra. Gianmarco, il collegamento c'è. Ok. Ma dobbiamo solo attivare la pompa qua. Dobbiamo girare prima qui perché sennò dà energia alla porta. Andiamo qui e tu mandi l'energia diritto. Difatti, si è attivato questo. Phil, dagli dell'acqua da qualche parte, però, così. Da chi se la sta pigliando st'acqua? Ah, se la sta prendendo dagli altri. No, la sta portando di là. Aspetta un attimo. Ah, se la sta prendendo lui. Ok, quindi gli dobbiamo dare anche l'acqua di quell'altro, così. Allora, aspetta, Gianma, noi mo dobbiamo fare così. Allora, metti tutta l'acqua qui. Tanto basta prenderci quanto più spazio possibile No. riempire questo ed è fatta. Allora, Pippo Baudo è una citazione di Arrapao, ricordiamolo. oh, finalmente qualcuno che la sa e l'ha capita. Allora. Perché mo non ti tiri l'acqua? Sì, forse devi girare qualcosa dietro. Che forse sta collegato ancora all'acquario. Cioè, la cosa dietro l'hai girata. Allora, aspetta, facciamo l'operazione normale. Allora, se io adesso faccio la riserva era il secondo, quindi pompa 2, sei tu ed è verso il basso. No, quindi è verso l'alto e dobbiamo girare la leva. Ok, ma ne svuotiamo. Facciamo uno. Come finisce? Giriamo e possiamo svuotare l'altro. Poi mettiamo qua e lui già si riempie l'altro. E sta messo bello pieno. Sì. A questo punto, se noi mettiamo l'acquario e gli mettiamo dentro l'acquario il terzo e si fa dalla pompa numero 1, questa la rimettiamo normale. Qui mettiamo spingi dentro, Sì, la spingiamo ce dentro ne l'acqua. liberiamo uno. Anzi, addirittura questo non te lo prendi? Perché giustamente non è questo, ma è questo. Quello di No. centro. Forse Allora, devi girare la leva dietro. aspetta, la 3 è collegata, no, solo alla pompa 1, quindi no, deve stare per forza di qua e si possono fare solo le operazioni su quello. Allora, a sto punto, noi rimettiamo qua, questo qui era sopra o sotto, ma non ricordo. Su. Ok, tu vai qui e te ne prendi un altro po'. C'è qualcosa di sbagliato. Forse la leva qua dietro, aspetta. Quelle lì sono aggiustate? Allora, aspetta, sopra. Aspetta. Vai. Hello? Scusami. Abbiamo rotto? Si è rotto? Però cos'era questo? No, è al contrario. Questo mo butta l'acqua là dentro. Anche perché sullo schema non c'è la sequenza dei tubi di là. Allora, Ti puoi prendere anche l'acqua di quell'altro?
No, dell'altro no, Perché vabbè, no? dobbiamo capire solo perché non sta funzionando più. Cioè, non te la prendi neanche, questa è la cosa che non sto capendo. No, non mi di che ti sei buggato perché ci resto proprio di merda che stava andando. Questo non fa niente. Trova l'altro. Prova quello in mezzo pure. Questo lo si prova tutto. Ok, aspetta, aspetta, è che non era questo. Era questo centrale. Allora, a sto punto rimettiamo l'acqua da qui. E metti quello a destra a posto, mettilo in mezzo. Questo qua, aspetta, ma non me lo fa muovere. Ok, questo qua è pieno. Mo noi possiamo fare. Dovremmo vedere di mettere qui dentro qua. Quindi è il 2. Il secondo e si fa solo dalla pompa centrale. Quindi noi adesso giriamo questo di qua. Ok. Un altro po' se lo sta prendendo lì. Ma quello lo dobbiamo mettere in questo qua? Se io faccio drain, prende qualcosa? Sì. E sono gli ultimi due che ci mancano, così da quello del Mo mezzo. se alzo e abbasso questo si dovrebbe svuotare del tutto qui. No, perché lo devi No, selezionare. è vero, sorry. Allora, di corsa proprio super più. Del resto non ci interessa niente a sto punto. Abbiamo fatto tutto. Che sto collegamento, tanto mo sarà sempre attivo, Vabbè che forse. questo mo si salva in realtà. Allora, Tanto vai, una vai, forse vado a fare pipì nel vai, mentre. vai. Anzi, poi mi setto e me vo. Allora, di qua. Zitti che ce l'abbiamo fatta. Zitti, 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 zitti tutti. Facci uscire da qua dentro. Allora, di qua ci conviene arrivare. No, sono un deficiente, ho fatto un giro inutile. Che di qua che ce ne dobbiamo andare. Allora, vai così, vai così. Pure una gemma qui per sicurezza. Poi di qua, di qua. Spero che me l'hai chiuso, l'hai chiuso. No, in realtà ci conviene andare da qua. No, qui anche chiuso. Abbiamo messo alcune stanze un attimino male, però non c'era uscito altro. Allora, di qua e siamo arrivati. Allora, mo lì qualcosa di grosso deve uscire. Siamo? Sì, sì, sono riuscito ad arrivare all'ascensore. Apriti. Allora, si scendeva di qua. Voi adesso non mi dite che vi servono delle chiavi perché sennò. Sì, sì, Gianmarco, no, sì, 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 certo. Dobbiamo trovare anche delle chiavi. Sono una marea, tra l'altro. Chiave luna, chiave sole, fuoco. Tanto chiavi tu comunque non ne hai, mo, quindi dobbiamo provare a scendere con qualche chiave per vedere se comunque si apre qualcosa.
Vabbè, tanto mo l'acqua non c'è più. Allora, deve essere un indizio collegato con il sole, luna, fuoco o è un colore comunque. Ok, possiamo salvare in modo tale che si salva tutto. Vittoria, Vittoria. vittoria. Mo dobbiamo capire questo. Garden Excavation Site che abbiamo spalato come la merda nel vero senso della parola. E ce l'abbiamo fatta. Risultato portato a casa. Ma dobbiamo solo capire qual è l'enigma collegato a questo. Ok, ragazzuli belli, noi scappiamo a letto. Buonanotte. Buonanotte a tutti.